Buongiorno, buon mercoledì 10 marzo. Luigi Guglielmi che vi guida nella lettura dei principali titoli alla scoperta dei temi sulle edizioni bellunesi di oggi dei quotidiani che riguardano la provincia di Belluno. Benvenuti a questa nostra rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Allora, i giornali di oggi ovviamente, inevitabilmente, titolano sul coronavirus e su questa situazione in particolare che riguarda la provincia di Belluno, o meglio la gran parte della provincia di Belluno, con 46 comuni che da venerdì dovranno passare alla scuola in DAD, la scuola in didattica a distanza, perché i contagi stanno correndo e è necessario correre ai ripari. Allora noi vediamo subito quali sono i titoli principali su questo tema. Il Gazzettino di Belluno apre con questo titolone che vi mostro in questo momento: Belluno, troppi contagi, stop alle scuole. Questo è il titolo. Oltrepassato il limite dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti nel distretto di Belluno, didattica a distanza dalla seconda media. Il blocco potrebbe scattare già da venerdì, ma è possibile che slitti a sabato. L'ULSS deciderà soltanto questa mattina. Il Corriere delle Alpi, salto all'altro giornale quotidiano della provincia di Belluno, titola così: chiuse le scuole in 46 comuni. Nel distretto 1 superata la soglia limite dei 250 casi per 100.000 abitanti. Da venerdì studenti a casa a partire dalla seconda media. Allora cerchiamo di capire velocemente che cosa sta succedendo. Questo parametro dell'incidenza, che è quello su cui noi dell'Amico del Popolo da mesi ormai calcoliamo e vi proponiamo i grafici per vedere come va in provincia di Belluno. Che cosa fa questo parametro dell'incidenza? Vede quanti nuovi contagi ci sono in un giorno e li rapporta ai 100.000 abitanti facendo la somma del valore della settimana intera, ok? Quando questo numero che ne viene fuori supera la quota di 250, secondo il Ministero della Sanità, secondo la cabina di regia del Ministero della Sanità, secondo il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico che aiuta il governo, insomma, nelle scelte per quanto riguarda il contenimento della pandemia, quando supera 250 è troppo difficile da gestire il contagio ed è meglio passare in DAD. Allora, il primo decreto di Draghi, Presidente del Consiglio, ha detto che le regioni hanno facoltà di chiudere le scuole perché c'è poco da fare. Le scuole sono un luogo di aggregazione, ma soprattutto quello che ruota attorno alla scuola, i trasporti, i trasferimenti. Le scuole sono un elemento pericoloso, muovono 8 milioni di persone in Italia e dove si supera i 250 le regioni possono decidere di chiudere le scuole. Il Veneto si è organizzato così, non chiuderà per comune o per provincia, come è stata data facoltà dal decreto Draghi, ma ha deciso di ragionare per distretti. I distretti sono gli ambiti in cui sono divisi le ULSS. L'ULSS di Belluno l'ULSS Dolomiti ha due distretti: quello della vecchia ULSS 1 di Belluno, che comprende Belluno, l'Alpago, Gordino, Zoldo e Cadore, e quello di Feltre con aggregato Sedico, perché quando hanno fatto l'ULSS di Feltre non c'erano i numeri sufficienti e hanno aggregato quella volta il comune di Sedico all'ULSS di Feltre. Bene, il dato che riguarda la vecchia ULSS 1 è più alto di 250, è un dato medio nel quale sono compresi comuni che stanno molto peggio, perché ci sono diversi comuni che sono sopra 500 e ci sono invece i comuni che stanno un po' meglio, che non hanno ancora raggiunto i 250, ma si è scelto di valutare per distretto, non per provincia e non per comune. Cosa succede? Quando si supera il 250 ci sarà un automatismo, dice l'ordinanza di ieri sera, di ieri pomeriggio di Luca Zaia, l'ordinanza della regione, per cui se c'è 250 l'area del distretto passa alla DAD, alla didattica a distanza, dalla seconda media in su, per 2 settimane almeno. E da quando? Da 2 giorni, da 48 ore dopo che viene comunicato il superamento, per dare in modo alle scuole e ai genitori di organizzarsi. Quindi, siccome l'avviso è stato dato ieri, per questo si considera che da venerdì le scuole resteranno, le scuole bellunesi del distretto di Belluno restano chiuse. 46 comuni, come si diceva. Andiamo a vedere un po', allora, dopo aver spiegato come funziona questo meccanismo, che è velocissimo, capite, rispetto alle decisioni che prima venivano prese dal governo, secondo lo schema precedentemente adottato dal governo Conte. Prima potevano passare di fatto 2 settimane
dal momento in cui veniva registrato un superamento di quota 250. Invece qui il provvedimento scatta immediatamente, quello relativo alle scuole, e l'attuazione avviene entro 2 giorni da quando il superamento avviene. Quindi una reazione di 2 giorni al posto di una reazione di 14 giorni come poteva accadere prima. Il distretto di Belluno, dice il Gazzettino, supera la soglia limite dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Per le scuole superiori scatta il blocco della didattica in presenza, un provvedimento che riguarda anche le classi seconda e terza media, cioè faranno lezione da casa anche seconda e terza media. A dare l'annuncio dello sforamento per Belluno è stato il presidente della regione Luca Zaia. In tarda serata l'ULS ha spiegato che solo oggi sarà però presa una decisione su che cosa? Sul giorno, cioè su venerdì o sabato, sembra più probabile venerdì. Le famiglie vanno avvertite con 48 ore di anticipo, come vi dicevo prima. A questo punto è possibile che lo stop già annunciato in rete da scuole e sindaci slitti però alla giornata di sabato. E sempre sul vaccino c'è un approfondimento di Davide Piolla, le pagine 2 e 3, le categorie economiche sì all'ipotesi di vaccinare prima i bellunesi. Alle categorie economiche piace la proposta del presidente Roberto Padrin di chiedere la vaccinazione anticipata dell'intero territorio per superare la diffidenza del Comelico. La Lega con Saviane però sbotta, non ha senso, è demagogia. E vabbè, insomma, qui ci perdiamo dietro le quisquiglie politiche, no? Vabbè, insomma, speriamo che il vaccino proceda, al di là che lo facciamo prima noi bellunesi o meno. La sfilata, le Dolomiti, nella collezione presentata a Parigi, e si vede una foto di modelle con alle spalle l'inconfondibile mole isolata della Verau. Le tre cime incorniciano Miu Miu. L'evento, dunque, direi che è la Verau, adesso mi viene il dubbio, ma che direi che è la Verau. Chiudono le passerelle, lo show sale in quota, sembrava un paesaggio lunare, ma erano le tre cime di Lavaredo, le vette più note delle Dolomiti, hanno fatto da sfondo ieri pomeriggio alla sfilata di Miu Miu. Quelle non sono le tre cime di Lavaredo. Assolutamente. Va bene, al Pago, lupi in centro a Pieve, me li sono visti vicino, ha aperto la finestra per far uscire il gatto e si è trovata di fronte ai lupi. È successo lunedì sera, a pochi passi dalla piazza di Pieve. Protagonista dell'avvistamento sotto casa l'avvocato Alessandra Taddei, si chiama, aspettate che Taddei, sì, appena hanno sentito il rumore della finestra, racconta, sono scappati, ne ho visti due, ma credo fossero di più, è probabilmente il branco che si è già visto l'altro giorno, che è composto di almeno 4 esemplari, no? Il coprifuoco che scatta alle 22 sta favorendo l'arrivo degli animali selvatici, vuol dire vicino alle case, l'articolo di Loredana Marsiglia, che è tra l'altro di quelle zone, quindi avrà senz'altro raccolto testimonianze dirette meglio di chiunque altro. Feltre, coltello alla gola, rapina a una pensionata, voglio l'oro, tu hai l'oro, dammelo. Con queste parole, puntando un coltello alla gola di una pensionata 76enne feltrina, ieri a mezzogiorno un giovane straniero ha messo a segno una rapina in abitazione, è avvenuto nella zona di Foen, in vicolo Don Bottegal. L'uomo, dopo essersi fatto consegnare i monili, circa 800 euro di valore, è fuggito tranquillamente in bicicletta. Ancora, dopo il maltempo, Bottacin, così difendiamo il territorio. A 3 mesi dall'alluvione di dicembre, l'assessore regionale Giampaolo Bottacin è stato in sopralluogo ai cantieri in Alpago. A dicembre ci sono state precipitazioni superiori rispetto all'alluvione del 66, se i danni sono stati inferiori, molto è dovuto alle opere di prevenzione messe in campo e anche alle sistemazioni idraulico-forestali. Credo che sia proprio una sottolineatura giusta, perché anche con Vaia, se non abbiamo avuto morti, qualcuno purtroppo è successo nel dopo Vaia, è sicuramente stato grazie alle opere che dopo il 66 sono state realizzate, le opere idrauliche che sono state realizzate in provincia di Belluno. La crisi della CC, tema su cui stiamo volentieri e con apprensione. 5 giorni di occupazione, nessuna risposta. Sapete che gli operai stanno occupando per protesta il comune. Dopo 5 giorni di occupazione del municipio da parte dei lavori di ACC di Mel, tutto tace. Per la UILM parla Michele Ferraro, non ci vogliamo credere che nessuno ad oggi abbia risposto alle molte sollecitazioni, afferma Ferraro. Da venerdì
che abbiamo iniziato ad occupare il municipio ad oggi non c'è stato un minimo di reazione da parte del governo, ed è il governo, come sappiamo, che dovrebbe dare delle risposte in questo senso. Allora, altro titolo della Post: l'albergo di Cortina, il famoso albergo di Cortina, chiuso, controlli Covid ogni 3 giorni. Cortina, dipendenti positivi nell'hotel, il sindaco: da noi i contagi sono nella media. Virgolette, non possiamo più rischiare, passaporto sanitario per i clienti e la vaccinazione di tutti gli operatori turistici. Parla così Gherardo Manaigo, titolare dello storico Hotel della Posta di Cortina, che si trova alle prese con il focolaio Covid scoppiato tra alcuni dipendenti della sua struttura. Nonostante ci fossero controlli Covid ogni 3 giorni, l'albergo è chiuso da qualche giorno. Il sindaco Gianpietro Ghedina sottolinea: i contagi crescono, ma sono nella media provinciale. Beh, insomma, Cortina è messa un po' peggio, a dire la verità, rispetto alla media provinciale. Cortina nel 2020 persi altri 59 abitanti, soltanto 23 nati. Il destino di Cortina, un paese di anziani benestanti. A lanciare l'allarme il Comitato Civico Cortina. Nel 2020 23 nascite contro 82 morti, e questa è la fotografia dello spopolamento. Poi su Cortina ovviamente le problematiche sono del tutto particolari, e dobbiamo tenerne conto, insomma. Andiamo avanti, vediamo la pagina 2 del Gazzettino di Belluno. Ecco, la fotografia qui è chiarissima e mostra qual è l'area in rosso, il disegno, il grafico, la cartina. La racconto a chi ci segue in radio, agli amici di Radio Piave, che poi sanno benissimo di poterci seguire di nuovo su Facebook per vedere le cose di cui parliamo. Ecco, c'è una cartina bellissima con la provincia suddivisa nei vari comuni, e in rosso è indicata l'area dell'ex ULS 1 Dolomiti, cioè quello che oggi è il distretto 1 dell'ULS, distretto Belluno dell'ULS, che passa in rosso, ma non in zona rossa vera e propria per tutte le attività, passa in rosso per quello che riguarda le scuole, come dicevamo. E vi leggo, perché ci mettiamo poco, i comuni che avranno questo obbligo, cioè di chiusura delle scuole fisiche e passaggio in DAD, ripeto, dalla seconda media in su: Agordo, Alleghe, Alpau, Auronzo, Belluno, Borca, Cralzo, Canale, Cencenighe, Chies, Cibiana, Colle, Comelico Superiore, Cortina, Danta, Domegge, Falcade, Gosaldo, La Valle, Limana, Livinallongo, Longarone, Lorenzago. In tutti questi posti didattica a distanza dalla seconda media in su. Continuano invece ad andare a scuola con la solita riduzione del 50%: Alano, Arsie, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Querovas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren e Sovramonte. Qui si continua, distretto di Feltre, scuole aperte. Allora, il titolone: scuole, uno stop con incognita. E l'incognita riguarda appunto se la chiusura scatti da venerdì, come ieri tutti hanno annunciato, o sabato, come il Gazzettino sottolinea. E poi si va avanti con le altre notizie, che nelle prime pagine sono ancora sul virus, appunto, con i problemi all'hotel della Post di Cortina. Poi le notizie di ieri, di questa zoomata del mondo della moda sulle 3 cime. Di fatto lo staff di Miu Miu ha fatto riferimento ad Auronzo di Cadore, alla zona di Misurina, del lago d'Antorno, un contesto veramente bellissimo. Miu Miu, le 3 cime vanno in Mondovisione. L'alta moda sceglie le Dolomiti per incorniciare il più atteso evento web, una grande occasione di promozione, ma in rete sono affiorate anche le critiche. Allora, via Miari, Belluno, si lavora, ma l'intervento non sarà risolutivo. Lo sappiamo, via Miari è sul lato sinistro del Piave, di fronte al centro storico di Belluno, di fronte a Borgo Piave. È la zona di continue frane. Il tunnel di Col Cavalier ha permesso di arginare i problemi più gravi. Ora si sta ripulendo dalla vegetazione tutta l'area. Ennesimo cantiere per mettere in sicurezza, dice il Gazzettino di Belluno, per mettere in sicurezza il versante. Il Col Cavalier nacque proprio per dare risposte sicure. Il restyling della stazione, lavori al via entro l'estate. Questa è una bellissima cosa, perché la stazione di Belluno cambierà decisamente volto grazie ai fondi della rigenerazione, dei fondi per le periferie, no?
di fatto, e ci porterà un altro angolo bello di Belluno. I lupi arrivano nella piazza del paese, al Pago. Gli animali sono arrivati in centro a pieve dopo le 22. L'avvocato Taddei, come dicevamo già in prima, ho aperto la finestra ed erano lì. Terrore tra i residenti, che aggiungono un avvistamento anche al mattino, smentito però dal diretto interessato, perché poi, come si sa, in quest'ambito le voci si rincorrono e è facile anche che si prendano delle cantonate. La protesta dell'allevatore Balzan, il parco Dolomiti deve prendere una posizione, e l'articolo qui è a firma di Federica Fant. Coltello al collo, dammi tutto l'oro, abbiamo già detto. Rapina in abitazione, Feltre, ieri a mezzogiorno nella zona di Foen. La vittima, leggiamo solo il sommario, è una 76enne che stava pranzando nella sua casa. Il malvivente straniero, dopo aver ottenuto i monili, è fuggito su una bicicletta verso Feltre, dileguandosi in pochi minuti. Mostra dell'artigianato con Dolomiti UNESCO, l'avete visto anche ieri se ci seguite sull'Amico. Crisi ACC, 5 giorni di occupazione, tutto tace, abbiamo già letto in prima. 6 cantieri antidissesti, investiti 3 milioni in Alpago, è il punto fatto ieri dall'assessore alla protezione civile, al dissesto, all'ambiente, Giampaolo Bottacin, che è proprio di quelle zone, in questo caso ha lavorato sulla sua terra. Riaperta a Gordino, a Agordo, agli agonisti, la piscina di via Lungorova, 4 malghe come nuove, è la scommessa del comune. Parliamo in questo caso di Falcade. Con i fondi di confine partono i lavori alla Valles Basso, alla Bosc Brusà, progetti già approvati per le Buse e ai LAC, ma cantieri al via tra un anno, dice il sommario del Gazzettino. Il problema dello spopolamento di Cortina, e poi si passa allo sport. Piccole atlete crescono, la SD Feltre avanti tutta. E noi con questo abbiamo visto la parte locale del Gazzettino. Torniamo sul Corriere delle Alpi per vedere qui che cosa c'è in prima pagina. Vi dicevo, chiuse le scuole in 46 comuni, è il titolone. Nel distretto 1 superata la soglia limite dei 250 casi per 100.000 abitanti, abbiamo spiegato che cos'è. Da venerdì studenti a casa a partire dalla seconda media. Ieri la comunicazione di Zaia, dice il lancio in prima. Da venerdì migliaia di ragazzi torneranno alla didattica a distanza al 100%. Ecco, una cosa che non abbiamo detto è che il Veneto è suddiviso nelle ULS. Le ULS sono a loro volta suddivise in distretti, ci sono 26 distretti nel Veneto. Ieri Belluno si è aggiunto ai 4 che già si era visto avevano una situazione più grave, quindi in questo momento ci sono 5 distretti veneti su 26, 5 su 26, sopra 250, sopra incidenza 250, e uno di questi purtroppo è il distretto di Belluno. Questa è la situazione nella nostra provincia. Questo dato da solo ci deve dire che dobbiamo stare più attenti, perché così come era successo a fine anno scorso, la provincia di Belluno sarà per i movimenti turistici, sarà forse perché siamo disattenti, chissà, poi magari un giorno scopriremo quale sarà la causa, però di fatto siamo di nuovo nel gruppo, insomma, di quelli messi un po' peggio, per cui dobbiamo stare più attenti in attesa che arrivino i vaccini. Vedrete che le notizie, adesso sfogliamo il nazionale, sono anche proprio di un imminente arrivo di grandi quote di vaccino. Quei 7 inverni, Righetto firma la nuova serie web a Colle Santa Lucia, ed è la fotografia di prima pagina del Corriere. Altri titoli, torniamo un attimo sul coronavirus. Gli scienziati al governo, la zona rossa nei weekend, chiedono che il weekend sia rosso, non solo la scuola, quindi rosso, ma tutto rosso. Il modello matematico, la previsione, il virus corre, picco in Veneto dal 21 marzo. Il virus corre, il modello matematico prevede il picco per il Veneto dal 21 marzo, meno nascite, più morti, Belluno sotto i 200.000. Questa è la cosa veramente importante su cui dovremmo concentrarci, perché meno abitanti vuol dire meno servizi, meno giustificazione per gli investimenti. Avremo un impoverimento generale della nostra società se non si riesce a invertire questa tendenza. La provincia di Belluno è scesa sotto il muro dei 200.000 abitanti. I dati sulla popolazione residente diffusi dall'Istat, anche se ancora provvisori, dicono che al 30 novembre 2020 nella provincia più a nord del Veneto, la nostra, vivevano solo 199.802 persone, sotto 200.000. In 11 mesi sono stati persi 1.507 abitanti, anche per colpa del Covid, anche per i morti del Covid, perché abbiamo visto che in provincia di Belluno ci sono stati 300 morti in più rispetto alle medie. Capite che quando i nostri numeri sono in termini di migliaia, anche 300 morti in più
li vedi e come? È la scomparsa di un paese, il Covid ci ha portato via un paese. La notizia della rapina, la donna minacciata con una lama a Feltre, e questo per quanto riguarda i contenuti della prima pagina del Corriere delle Alpi. Andiamo avanti, così vediamo anche un po' di notizie dal nazionale, sempre da questo giornale. Gli scienziati in pressing sul governo chiedono che il weekend e le feste di Pasqua siano messe in rosso, cioè da zona rossa. Mm, Johnson Johnson non garantiamo le consegne all'UE. Ieri c'era un articolo sul Corriere della Sera in cui invece si diceva praticamente il contrario, quindi purtroppo vedremo un po' insomma come va questa partita. Lo Sputnik nasce in Brianza, 10 milioni di fiale viene annunciata la produzione di un quantitativo di questo genere. Ecco allora, stop alle scuole, dal mare alle Dolomiti. Zaia, evitare un collasso degli ospedali. Zaia è da tempo sulla linea dura, da tempo dice che le scuole non lo convincono, l'ambito della scuola si è addirittura dipinto con l'anello a naso rifiutando l'etichetta di essere il troglodita che non vede l'importanza dell'educazione, però le scuole, lo dicono le coincidenze numeriche, le scuole rappresentano, le scuole aperte, le scuole in presenza rappresentano un rischio. E con questa situazione di contagi in crescita la Regione ha deciso di servirsi del primo decreto del governo Draghi per attuare questa scelta di ridurre il movimento legato alle scuole. Contagi in crescita, didattica a distanza anche a Belluno, vaccini, arrivate 53.000 dosi Pfizer, intesa con i medici di base, perché leggeremo altrove, poi leggerete altrove, che si potrà vaccinare perfino a domicilio. Allora, andiamo avanti. Il Veneto corre verso il picco, il 21 marzo si arriverà a 2500 contagi al giorno. Queste sono le stime dei matematici, vedete le curve, quella rossa indica l'evoluzione dello scenario in peggiore, secondo un criterio di peggioramento, quella gialla invece lo scenario migliore, ma in ogni caso il picco, che sia alto o che sia medio, dovrebbe arrivare il 21 marzo, quindi abbiamo ancora davanti a noi una decina di giorni abbondanti, insomma, per vedere come va la situazione. Scuole chiuse da venerdì in 46 comuni, l'abbiamo detto, pressing dei sindaci sull'ULS, vacciniamo i residenti, vacanze covid free, la montagna ci prova, la richiesta anche del nostro parlamentare Dario Bond, e poi ci sono le notizie di carattere generale che noi saltiamo. Sono stati inaugurati dei treni nuovi elettrici nel Veneto, tra poco li vedremo anche a Belluno e ne siamo contenti. Noi vediamo il primo titolo di Belluno e poi ci salutiamo qui. Belluno, crollo delle nascite e mortalità aumentata, come dicevamo, 300 persone in più. Il bellunese frana sotto i 200.000 abitanti. Ricordiamocelo perché questo è un titolo che dovremo metterci via, questa è una pagina che dovremo metterci via perché questo annuncio dello sforamento verso il basso è una quota, è un annuncio brutto che ci interpella a fare prestissimo per cercare di invertire questa situazione. La fotografia dell'Istat mostra dati allarmanti, soffre la montagna, ma in centro Cadore c'è chi guadagna residenti, ovvio che le medie possono nascondere delle fluttuazioni, ma questo purtroppo è il dato generale. Io oggi mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, mi raccomando, stiamo attenti e come si dice appunto nei nostri dialetti bellunesi, sani, cioè state sani, cerchiamo di conservare la salute e con quella anche la serenità. Ciao a tutti, grazie.